sono le democrazie dove se si interviene per esempio sulle leggi elettorali per garantire presenze femminili, poi non si vede utilizzato lo strumento della doppia preferenza di genere come lo stiamo vedendo in questi giorni. In questi giorni vi prego di considerare il danno che si sta facendo alle donne nel momento in cui in certe liste, le liste di LeU, per dire le cose con nome e cognome, ci sono consiglieri regionali uscenti, Eugenio Lai, per non fare nomi, consigliere regionale uscente di LeU, che ha prodotto 4 tipi di santino in coppia con 4 donne diverse, che vuol dire che in 4 si mettono per raggiungere il risultato dell'elezione di un uomo. Non è che un esempio, tanti modi di come non se ne esce da qui e di come anche gli interventi che apparentemente raggiungono il risultato della parità finiscono per essere utilizzati contro. Grazie, scusate.